Consiglio regionale al voto la legge sul fine vita che detta tempi e modi omogenei sul suicidio medicalmente assistito, tema etico molto delicato che ha spaccato la politica veneta. In corso in Senato il confronto sul disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, valanga di emendamenti, opposizioni già sulle barricate. Il delitto del Piave, Anica Panfili è stata drogata e uccisa, la conferma dall'autopsia, arrestato dai carabinieri l'indagato, l'ex primula rossa della Mala del Brenta, Franco Battaglia. Contributo d'accesso a Venezia, primo giorno di entrata in vigore del sistema delle prenotazioni. Ecco come funziona, i veneti esentati dal pagamento. Frana in Valsugana, il tratto interessato e la linea ferroviaria saranno chiusi per almeno 45 giorni. Pronta un'ordinanza per regolare la viabilità alternativa. Si sono avventurati dal Tre Croci verso rifugio senza calzature adeguate, hanno rischiato l'assideramento, brutta avventura per una coppia di escursionisti padovani. Al Pala Indoor di Padova abbiamo seguito l'allenamento di Emma Maria Mazzenga, la novantenne che ha battuto il record mondiale master sui 200 metri. I suoi segreti: poco cibo e tanto movimento. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La politica in primo piano con la giornata più lunga del Consiglio regionale, dove è in corso la seduta per il fine vita. Tra pochissimo il voto su questo tema molto delicato del suicidio medicalmente assistito che ha spaccato la maggioranza. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo con Palazzo Ferrofini, dove c'è il nostro Filippo Fois. Buonasera Filippo. Buonasera Marta, buonasera ai telespettatori di Antenna 3. Sì, siamo veramente alle battute finali di questa lunghissima maratona in Consiglio regionale. La seduta è cominciata attorno alle 10:30 di questa mattina. In questo momento sta parlando Daniele Polato, il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. Il suo dovrebbe essere l'ultimo di una lunghissima serie di interventi prima del voto finale. Sul voto finale, che si annuncia particolarmente incerto, ci sono stati dei numeri che sono ballati parecchio nel corso della giornata. Si era partiti con un certo vantaggio per quello che riguarda il sì a questo provvedimento, circa 27-23. Oggi le ultime voci qua di corridoio danno addirittura un 25 pari, per cui siamo veramente in una fase di grandissima di stallo e di grandissima incertezza. Chi vota e come? Bene, i partiti di maggioranza, Fratelli d'Italia e Forza Italia, sono compatti per il no, così come sono compatti, con un'unica eccezione, tutti i gruppi consigliari di opposizione. A fare la differenza è l'intergruppo Lega Nord Lista Zaia, che costituisce l'ossatura del Consiglio regionale. Sono 32 consiglieri su 50, per cui quasi 2/3. Ebbene, questo gruppo si è sostanzialmente spaccato in due, ed è proprio in questo gruppo che ci sono vari cambiamenti di posizione che si sono susseguiti nel corso di tutta la giornata, tra indecisi, chi dice che prima voterà sì, poi dice che voterà no, per cui diciamo che l'incertezza in questo momento è massima. Io direi che tra pochissimo, Marta, noi potremo darvi il risultato di questa votazione. Comunque siamo arrivati al momento della verità. Filippo, quindi nel frattempo vediamo il servizio che ripercorre quella che è questa lunghissima giornata del Consiglio regionale, per poi naturalmente tornare a collegarci con voi per l'esito del voto. Vediamo. Fine vita, la giornata più lunga in Consiglio regionale, chiamato a votare la legge di iniziativa popolare sul suicidio medicalmente assistito, promossa dall'associazione Luca Coscioni. L'aria non è certo serena dopo giorni di tensioni e pressioni sui consiglieri. All'esterno di Palazzo Ferrofini manifestano i pro vita. Dentro il clima incandescente, con il pallottoliere dei favorevoli e contrari che cambia di ora in ora, assottigliando sempre più i margini. Presenti tutti e 51 i consiglieri, ma qualcuno potrebbe uscire dall'aula o astenersi. La discussione inizia con la relazione di Sonia Brescaccin, poi prende la parola il governatore Zaia, che non ha mai fatto mistero della sua posizione a favore della legge sul fine vita, lasciando comunque libertà di voto ai suoi. Noi siamo sotto i riflettori perché? Perché semplicemente siamo i primi a trattare questo tema. Probabilmente quando ci sarà la 10ª regione non ci andrà più nessuno, non ce ne interesserà più nessuno. Però ripeto e chiudo, a prescindere da come tu la pensi, è immorale che un paese gestisca un tema così profondo
è importante, con una sentenza della Corte Costituzionale. Compatte le opposizioni con una sola consigliera del PD per il no. Il Partito Democratico è sicuramente presente in questa battaglia dalla parte giusta, credo. Compatto forse no? Non siamo tutti e sei d'accordo perché ovviamente è un tema che investe anche le sensibilità personali. Siamo un partito plurale che rispetta le differenze ma che in maniera chiara e senza ambiguità sa dire da che parte sta. È giusto che sia la persona a scegliere per se stessa e non qualcun altro. Oggi stiamo votando una cosa importante, credo non si debba entrare in aula con un posizionamento politico, ideologico, ma in aula con un posizionamento pensando ai nomi e ai cognomi delle persone che hanno firmato questa richiesta di legge di iniziativa popolare. Ma è la maggioranza a spaccarsi, con Fratelli d'Italia e Forza Italia contrari, la Lega divisa sul voto. Non stiamo parlando di qualcuno che decide per altri, ma del singolo per decidere il proprio destino in una situazione di grave sofferenza dove ci sono dei paletti ben chiari. Quindi... La Lega è spaccata però. No, la Lega non è spaccata perché è sempre stata data libertà di coscienza e di voto. Il sistema sanitario regionale e nazionale è nato per curare i cittadini e non per attuare delle pratiche di morte come quelle che si vogliono portare avanti all'interno di questa regione. Noi dobbiamo lavorare per rendere dignitosa la vita, non possiamo legiferare per il fine vita. Credo che sia lo Stato a dover legiferare riguardo al fine vita e infatti non capisco cosa ci facciamo qua oggi noi in Regione del Veneto. Deve essere data l'opportunità da parte dello Stato e del sistema sanitario e dei medici di poter affrontare questa situazione. Ora, se noi guardiamo lo stato attuale c'è da fare, sicuramente ci deve essere un impegno in questo senso, cioè per sostenere le persone, non per dire alla persona ti do il farmaco, ucciditi. Ed eccoci nuovamente in diretta da Palazzo Ferrofini e tra l'altro c'è un altro colpo di scena, lo vedete alle mie spalle, la seduta è stata sospesa, si tratta però di una micro sospensione, ha annunciato il Presidente del Consiglio regionale per mettere a punto i meccanismi per il voto, un voto che dovrebbe avvenire tra 5 minuti, così ci è stato detto. Marta. Saremo con te per sapere poi com'è andata. Grazie e buon lavoro Filippo Fois con Sandro Ponchio che da questa mattina state seguendo i lavori in Consiglio regionale. C'è anche un altro tema molto importante di questa giornata per il Veneto ed è quello dell'autonomia differenziata. Oggi in Senato il disegno di legge, dopo mesi di discussioni e tensioni tra maggioranza e opposizione, è iniziato l'iter di prima lettura. 337 gli emendamenti presentati dalle opposizioni e 6 ordini del giorno, di cui 2 di Fratelli d'Italia, su cui è intervenuto lo stesso Calderoli. Gli emendamenti proposti, fa sapere il Ministro, restano sul tavolo e il Governo darà parere favorevole. Discussione in aula che è cominciata intorno alle 16 ed è tuttora in corso. Intervento dai banchi di Paolo Tosato, Lega, che punta ad un'approvazione del DDL entro la legislatura. Siamo di fronte ad una norma equilibrata e che potrebbe ridurre la burocrazia nel nostro Paese. Sul fronte opposto le opposizioni che hanno cominciato il cannonamento contro il DDL con l'autonomia. La burocrazia diventerebbe, ha detto Enrico Borghi di Italia Viva, l'elemento strutturale della Repubblica. Un provvedimento anomalo che, se approvato, andrà nelle mani della Corte Costituzionale perché viola l'articolo 3 sull'uguaglianza dei cittadini. La posizione di Francesco Castiello del Movimento 5 Stelle. Ed ora la cronaca con il delitto del Piave. Anica Panfile è stata drogata e uccisa, la conferma arriva dall'autopsia. Arrestato dai carabinieri l'indagato, l'ex Primula Rossa della Malla del Brenta, Franco Battaggia. Colpita alla testa, poi soffocata. È morta così Anica Panfile, la trentenne di origini rumene trovata morta in un'ansa del Piave lo scorso 21 maggio in località Palazzon del comune di Spresiano. In manette per questo omicidio Franco Battaggia, 76 anni, veneziano, ex datore di lavoro. Lui sarebbe stata l'ultima persona ad averla vista viva. Le indagini serrate dei carabinieri hanno portato ad un unico indagato. Dopo la relazione dell'anatomopatologo Antonello Cirnelli, arrivata in procura solo poche ore fa, è scattato l'arresto. 2 auto dei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Treviso sono andate a prenderlo, rintracciato, fermato e portato in caserma in via Cornarotta. L'uomo deve rispondere di accuse gravissime, omicidio e tentata soppressione di cadavere aggravata.
Battaglia, dopo il ritrovamento del corpo, aveva fornito diverse versioni. Era andato a prenderla quel giorno all'Isdra, dove la donna lavorava nell'ultimo periodo, poi l'aveva portato a casa sua ad Arcade, secondo quanto aveva riferito agli inquirenti, per consegnarle il CUD. Ed è in quel momento che l'incontro si trasforma in tragedia. Lei scompare nel nulla, fino al 21 maggio, quando il corpo viene trovato da un cittadino. Anika presenta delle ferite. L'autopsia rivela che ha subito un forte colpo alla testa e che la giovane mamma è stata soffocata ed uccisa. Non solo, nel corpo è stata trovata cocaina. Tante le domande. Anika faceva uso di droghe o è stata costretta a prenderla e perché? Certo è che da quella casa potrebbe non essere uscita viva. Nessuno l'ha più vista, né in strada né in piazza. Si ricompone il puzzle di un delitto che ancora non aveva un responsabile. Un killer che ha agito a sangue freddo. Quasi 8 mesi di indagine dei carabinieri, di accertamenti ed analisi dei RIS e poi la relazione determinante. Anika è stata uccisa soffocata forse con una mano sulla bocca. Il provvedimento che è stato eseguito recepisce integralmente i gravi, precisi e concordati elementi indiziari raccolti nel corso delle indagini nei confronti di Battaglia, spiegano i carabinieri, corroborati dalle risultanze della consulenza medico-legale che, evidenziando il traumatismo plurimo cranio-cerebrale e la sindrome asfittica da soffocamento patita dalla vittima, affetta da intossicazione acuta da stupefacente del tipo cocaina, ha ulteriormente avvalorato la ricostruzione della vicenda omicidiaria prospettata dalla Polizia Giudiziaria e dalla Procura della Repubblica. Il fermato, espletate le formalità di rito, è stato trasferito alla casa circondariale di Treviso a disposizione dell'autorità giudiziaria. Tutti assolti perché il fatto non sussiste, così ha sentenziato oggi il collegio del Tribunale di Belluno dopo una camera di consiglio durata 4 ore che ha liberato dall'accusa di stupro di gruppo 3 giovani calciatori, l'ex Cittadella, Santiago Visentin, Federico De Min e Matteo Verdicchio, nei confronti dei quali la PM Roberta Gallego nell'udienza dello scorso dicembre al termine della sua requisitoria aveva chiesto una condanna a 8 anni per ciascuno degli imputati e un risarcimento di 150.000 euro per la giovane presunta vittima. Prova contraddittoria, insufficiente, 90 giorni di tempo per conoscere le motivazioni della sentenza. Vediamo in Filippo Fois dal Consiglio regionale se ci sono delle novità sul voto. Sì, Filippo. ci siamo e si sta votando in questo momento. Si è votato adesso l'articolo 1 che è stato respinto. In questo momento si vota l'articolo 1, il progetto di legge è fatto di 5 articoli, li si sta votando uno a uno e la sorpresa è che non è passato il primo articolo. Da questo schermo che vi fa vedere in questo momento Sandro Ponchio vedete anche in questo caso l'articolo non passa. Anche in questo caso l'articolo non passa. Vedete che alla fine dice che non passa, però vediamo che i favorevoli sono 25, per cui qua c'è un problema sicuramente nel conteggio perché per quello che ci riguarda dovrebbe essere passato. Dobbiamo anche dire che la votazione è slittata di 5 minuti proprio perché c'era un problema agli apparecchi di votazione. Niente. Dunque, il Presidente del Consiglio regionale Ciambetti ha sospeso la seduta, adesso ha chiesto una conferenza dei capigruppo, il che significa che si riuniranno adesso con i capigruppo. Noi cercheremo anche di capire cosa è successo perché abbiamo visto dei dati contrastanti qui sul display e avevamo già segnalato che la votazione era stata sospesa per 5 minuti proprio perché c'erano stati dei problemi. Marta, ti restituisco la linea. Grazie Filippo, naturalmente continueremo a seguire il Consiglio regionale. Restiamo a Venezia per parlare del contributo d'accesso, attiva da questa mattina la piattaforma online per la prenotazione. Vediamo come funziona. I tecnici stanno lavorando per darci un report di fine giornata su questa prima giornata di attività, per cui in questo preciso istante non ho dati disponibili in questo senso. Penso e spero che ci sia stata un'attività più facile probabilmente, che ci sia un'attività legata alle esenzioni o anche persone che proprio per provare il sito appunto si scaricano
un'esenzione per l'X giorno previsto, dove c'è appunto magari previsto il contributo d'accesso, perché è un giorno tra i 29 che abbiamo segnalato. Proprio come abbiamo fatto noi, un'operazione semplice durata pochi minuti, accedendo al portale per la prenotazione col contributo di accesso sul sito cda.ve.it. Come si vede, il portale permette di prenotare l'ingresso, richiedere le varie forme di esenzione e per le categorie previste pagare 5 euro a persona. Poi sarà fornito il QR code richiesto una volta in città. L'accesso sarà operativo in 29 giornate tra aprile e luglio 2024, dalle 8:30 alle 16. Dal 25 al 30 aprile, dal 1 al 5 maggio, tutti i sabati e le domeniche fino al 13-14 luglio, escluso il fine settimana della Festa della Repubblica 1-2 giugno. Non abbiamo posto nessuna soglia e c'è una tariffa flat a 5 euro in cui appunto che va pagata per coloro che non hanno esenzioni e esclusioni. Il prossimo anno si pensa invece di mettere una soglia entro la quale il contributo sarà più basso, oltre la quale il contributo sarà più alto. Dispensati dal pagamento i turisti che pernottano in albergo, affittacamere o B&B, che pagano già la tassa di soggiorno. Ribadisco il fatto che i residenti e i nati a Venezia non devono fare nulla. Esentati inoltre i bambini fino ai 14 anni, chi ha necessità di cure, chi partecipa a competizioni sportive, forze dell'ordine in servizio, coniuge, convivente, i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nelle aree in cui vale il contributo d'accesso e una serie di ulteriori esenzioni previste dal regolamento. Frana in Valsugana, il tratto interessato e la linea ferroviaria saranno chiusi per almeno 45 giorni, intanto pronta un'ordinanza per la viabilità. Dopo la frana è tempo di rimboccarsi le maniche, sì, perché gli ingenti danni nella linea ferroviaria e la carreggiata della Valsugana causati dal grande masso caduto dalla parete rocciosa a San Marino di Valbrenta hanno messo in stand-by il traffico nell'intera area e dopo l'incontro in prefettura tra ANAS, Ferrovie, Trentino Trasporti, la provincia di Vicenza, forze dell'ordine, sindaci dei comuni interessati, Romano di Zelino e Valbrenta, il piano d'azione sembra chiaro. È emerso chiaramente che ci sono ancora parecchi metri cubi di materiale che incombono sulla ferrovia e sulla statale. Quindi ANAS si è dimostrata assolutamente attiva e pronta a risolvere il problema sul viadotto, ma a condizione ovviamente che venga messo in sicurezza il versante così da poter operare. Lavori che non saranno conclusi prima di 1 mese e mezzo. Le stime sono di circa 45 giorni perché adesso è stato dato un incarico appunto per una progettualità che abbia ad oggetto il versante e poi vengano fatti i disgaggi, venga fatto saltare diciamo, il materiale che incombe oppure vengano diciamo, chiodate questi sassi. E se per sistemare la parete la previsione di circa 45 giorni, la chiusura del tratto ferroviario sarà sicuramente maggiore a causa degli ingenti danni, date ancora ipotetiche visto che la parete rocciosa è ancora a rischio frane. C'è un rischio frana importante, tra l'altro nei prossimi giorni hanno messo pioggia battente o forse anche neve, quindi non sono nemmeno condizioni ideali per questo tipo di lavoro, anche perché questi cambi importanti, cambi di temperatura, sono quelli che probabilmente hanno causato questo tipo di frana e quindi possono causarla di nuovo. E dopo l'incontro di ieri in prefettura, pronta un'ordinanza. D'accordo con tutti gli enti, l'intenzione è quella di chiudere la comunale salvo esenzioni. Quando? È un'ordinanza che noi faremo nella giornata di oggi e al massimo domani. Nulla cambia al momento per i mezzi pesanti, continua infatti la viabilità su Feltre, novità invece per la circolazione degli altri veicoli. Possono arrivare fino a Carpanè se devono andare a Carpanè sulla statale che non è chiusa, ovviamente invece provenendo da nord e da sud sulla provinciale comunale potranno circolare solo gli autorizzati che indicativamente, ma appunto perché l'ordinanza non è ancora stata emessa, saranno i residenti, le persone che si devono recare al lavoro, i mezzi di soccorso, i mezzi sostitutivi di autobus, le corriere e i mezzi sostitutivi dei treni e quanti insomma hanno delle necessità certificate di dover raggiungere la nostra comunità.
Si sono avventurati dal Tre Croci verso il rifugio senza calzature adeguate ed hanno rischiato l'assideramento. Brutta avventura per una coppia di escursionisti padovani, una 36enne di Albignasio ed un 27enne di Villafranca, che ieri sono stati recuperati dagli uomini del soccorso alpino, che segnala come all'attacco del sentiero che porta al Vandelli sia stato posto un cartello che avvisa gli escursionisti della presenza di ghiaccio e della necessità di avere dotazioni alpinistiche. In questi giorni il termometro scende sovente oltre i meno 15 ed il rischio di assideramento è elevato. A Padova, ora, dove al Pala Indoor abbiamo seguito l'allenamento di Emma Maria Mazzenga, la 90enne più veloce del mondo. Pronti? Via! Dai, Emma. Il cronometro si ferma a 15 secondi e 30 centesimi, ma una decina di minuti prima aveva corso con un buon secondo netto in meno in 60 metri. Eccola in allenamento Emma Maria Mazzenga, la 90enne da record del mondo, che dopo quello sui 200 metri Master Indoor punta a nuovi traguardi a partire da un record sui 60 metri. Oggi ho fatto 14 mi pare e mezzo, il record del mondo è 15 e mezzo. Quindi adesso vediamo, perché poi 60 non sono sicuro la mia gara, insomma. E pensare che Emma era tornata ad allenarsi solo un mese fa. Io sono stata ferma 4 mesi, appunto per un piccolo incidente, poi un mese fa ho ripreso a correre, però ho sempre camminato, perché visto che potevo farlo, facevo delle passeggiate ogni giorno, per non perdere completamente la muscolatura delle gambe. Ma è partita la grandissima, la signora Emma Maria Mazzenga, tanto che pensava di riuscire a battere il record domenica. Sì, di battere il record sì, perché era molto alto, per dire la verità. Di far quel tempo lì no. Umile e quasi schiva, la storia della signora Emma è una storia di coraggio e rigorosa determinazione, quella degli atleti per vocazione e per scelta, come Emma, che le scarpette chiodate, perché solo con quelle si sente davvero comoda, le ha indossate di nuovo a 53 anni, rispolverando la sua passione di giovane studentessa universitaria. Faccio una vita normale, per cui non faccio nessun sacrificio, perché a me piace correre, quindi mi piace allenarmi e mi piace soprattutto quando faccio le gare, insomma. L'alimentazione, io mangio di tutto, ma cerco di mangiare poco, ecco, di limitare la quantità più che altro. Per il resto mangio quasi tutto, no? Qualche novità dal Consiglio regionale, la linea ancora Filippo Fois. A te Filippo. Sì, allora quello che è successo, adesso ci siamo chiariti tutte le idee, l'articolo 2, quello che è stato bocciato con la seguente votazione: 25 favorevoli, 23 contrari, 2 astenuti che valgono come voti contrari, per cui 25 a 25, in questo caso in parità vince il no, essendo un articolo. Io nel frattempo direi anche a Sandro Poghio che ci spostiamo, perché credo che stia per uscire il presidente Zaia. Essendo l'articolo 2 un articolo basilare di questa legge, il presidente del Consiglio regionale Ciambetti ha fatto votare perché si ritorni con il provvedimento in commissione, per cui la votazione è stata sospesa e quasi sostanzialmente un pareggio non rispetto a quello che avevamo detto, per cui in questo caso dobbiamo dire che ha votato a favore solamente il centrodestra. Abbiamo visto che il centrosinistra si è astenuto sul fatto che venisse rimandato in commissione il provvedimento. Ciò che insomma è sicuro che non è stato approvato, ecco. Io non so adesso tecnicamente cosa c'è. Allora, in questo adesso siamo in diretta. Può esserci anche una proposta no, devono riscrivere perché non puoi riapprovare. Allora, io dico fondamentalmente che è confermato anche con questo voto cosa? Uno, che è una proposta di legge di iniziativa popolare che non viene dalla giunta regionale, finalmente spero che tutti abbiano avuto modo di comprenderlo, visto e considerato che la comunicazione è stata fatta in altra maniera, quindi una proposta che è arrivata qui con una raccolta di firme e l'obbligo di trattarla entro 6 mesi, ed è oggi. Dall'altro non passa perché comunque a parità di voti, 25 a favore e 25 contro, viene reinviata in commissione, questa è la democrazia, dopodiché domani mattina i pazienti terminali, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato 242 del 2019, possono chiedere l'accesso al fine vita, che è la prova provata che questa proposta di legge non serviva a autorizzare il fine vita, ma stabiliva i tempi per dare le risposte. Perché secondo te tutta questa difficoltà allora ad approvare?
Ma guardi, questo non glielo so dire, ho il massimo rispetto per tutti i consiglieri, ci mancherebbe. In democrazia, soprattutto su un tema etico, è fondamentale che tutti abbiano la libertà di pensiero e anche di espressione. Peraltro anche devo dire che la mia parte politica, la Lega, ha lasciato totalmente libertà di pensiero e di espressione, penso che la si potrà anche evidenziare nelle votazioni. Dopodiché mi fermo qui. Io spero che a livello nazionale si affronti il tema, lo si affronti o in una direzione, che è quella di dire cerchiamo di normare questo fine vita a tutela della libera scelta e dei casi estremi, oppure si vada in un'altra direzione. Ho sentito molti discorsi che vanno in direzione diametralmente opposta, che è quella di dire si farà una legge per negare la possibilità del fine vita. La coerenza anche questo nella vita, ma un amministratore come sottoscritto deve essere laico nell'approccio. Si augurava però un esito diverso. Ma guardi, io le dico, questa legge non cambiava il corso delle cose, perché il fine vita è autorizzato da una sentenza della Corte Costituzionale, non da questa legge. Che fosse approvata o bocciata, l'ho detto in apertura, quindi non c'è dubbio su questa posizione. Questa legge, che è stata presentata da dei cittadini raccogliendo oltre 7.000 firme o 9.000, non ho ben capito, è una legge che comunque stabiliva i tempi delle risposte rispetto alle istanze presentate dal malato terminale, che deve avere tutta una serie di caratteristiche che, ricordo, malattia con esito infausto, cioè morte, sofferenza estrema dal punto di vista fisico e psicologico e il fatto di essere in vita con sostegni vitali. E se ha queste caratteristiche può chiedere in base alla sentenza della Corte. Non serve questa legge, non serviva questa legge e non sarebbe servita questa legge. Presidente, secondo lei c'è un distacco tra la politica veneta e i cittadini? Stanno i sondaggi che dicono che i cattolici del 55% sono favorevoli al fine vita? Ma guardi, io ho il massimo rispetto per le idee di tutti. Qui immagino e spero che non si sia partigiani nell'affrontare questo tema, che non ci siano delle fazioni. Io oggi ho detto, quando parlo, penso a chi mi sta ascoltando, che magari è a casa o sul letto d'ospedale, malato terminale o gravemente malato, che deve avere dei messaggi che siano assolutamente chiari. Dopodiché, come dico sempre, se accadesse a me, io vorrei poter decidere. La libertà individuale è inviolabile, è un tema di libertà, non sono folgorato sulla via di Damasco, ma penso che gli amministratori abbiano l'obbligo di rappresentare tutti i cittadini, e in particolar modo nel mio caso quelli che mi hanno votato e anche quelli che non mi hanno votato, perché questo vuol dire fare l'amministratore. Grazie. Buon lavoro ragazzi. Dunque avete sentito il Presidente Zaia, quindi Marta, io a questo punto ti restituirei la linea. Grazie Filippo, ci ricollegheremo dopo con te. Noi ora diamo la linea alla regia per qualche istante di pubblicità, tra poco. È tutto, vi lascio le previsioni del tempo. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. Una perturbazione sospinta da venti meridionali raggiunge il nostro territorio. Il tempo peggiora. Vediamo il dettaglio di mercoledì 17 gennaio. Sul Veneto il cielo sarà molto nuvoloso, con precipitazioni inizialmente sporadiche, via via più diffuse nel corso del pomeriggio e in moderata intensificazione verso fine giornata. Le temperature minime saranno in aumento, comprese tra 0 e 3 gradi, massime in calo tra 3 e 5 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con precipitazioni inizialmente a partire dalla costa e dalle zone orientali che si estenderanno in giornata un po' a tutta la regione. Vediamo le temperature, le minime saranno comprese tra 0 e 6 gradi, massime sui 5-9 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove anche in questo caso non mancheranno piogge moderate diffuse un po' dappertutto, neve a quote collinari in progressivo aumento successivamente. Temperature minime sotto 0, massime sui 3 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.